Ancora in diretta da Leandro Maggi, siamo ancora alle dune di Portoviro e siamo qua nel banco del Tartufo. Conosco di fama questi signori qua. Allora, vi volete presentare? Valerio, Tiberio, titolare dell'azienda, e Paola. Ecco, Tiberio, per chi non lo sapesse, è proprio un cultore del tartufo, poi c'è anche il look da tartufo, c'ha il sigaro da tartufo, il vestiario da tartufo, e qua c'è Sua Maestà il tartufo. Sono tartufi delle dune? Sono tartufi delle dune, ci sono sia qui della zona proprio qui di Portoviro che anche di altre zone qui nel Veneto e anche dell'Emilia Romagna. Diciamo, tutta roba comunque di pineta, quindi. Questi sono tartufi che non hanno niente da invidiare al tartufo. Chi potrebbe essere quello di Norcia? Quindi, i competitor. Parlando della qualità di tartufo bianchetto, che è questo, non ha proprio niente da invidiare nessuno, anzi è tra i primi livelli massimi della sua categoria. Adesso, per valutare se un tartufo ha una qualità organolettica particolare, cosa bisogna fare? Deve avere una buona consistenza, un buon profumo e poi dopo anche un buon sapore, un buon mantenimento. E rispetto al tartufo bianco, che differenza di prezzo c'ha questa? La differenza è notevole, anche perché il bianco è molto più scarso e anche molto più reclamizzato. Cioè dice che è più che altro un discorso proprio di marketing, visto che ne abbiamo parlato prima. Anche un discorso di marketing e anche, per quanto sia, nella scarsità, questo tartufo qui ha ancora delle quantità molto superiori sul mercato. Ecco, nella zona dove abita lei, visto che anche voi fate parte del parco, è molto sentito la tartufo cultura? La cultura del bianchetto da noi è centenaria, perché su tutte le fasce delle pinete del litorale ha sempre prodotto spontaneamente, è sempre stato trovato e mangiato, e quindi fa parte della cultura gastronomica dell'Emilia Romagna. L'ultima domanda, visto l'anno scorso io ho seguito la 14ª festa del tartufo e uno dei protagonisti era il cane. Cosa bisogna fare per avere un cane da tartufo? Cioè, bisogna tenerlo da bambino, da piccolo, da cucciolo? Come bisogna cominciare da giovani, anche per cominciare a lavorare non bisogna aspettare di avere 20 anni, cominciare un po' da prima. Questa è una nota polemica. È come il cagnolino, deve cominciare pian pianino da cucciolo, deve imparare per passione ma non per costrizione. Quando gli insegni un po' per il suo verso, gli vuoi bene all'animale, bisogna volergli bene, allora lui impara molto volentieri, avrà grande passione e lo farà molto volentieri e ti darà anche grandi soddisfazioni. Solo il cane è adatto, perché qualcuno diceva anche il maiale, no? Usavano molti anni fa anche il maiale in Francia, i monaci francesi nella zona del Périgord usano ancora dei maialini di modesta dimensione, proprio perché ha un olfatto molto fine. Noi la ringraziamo, ripeto, la signora, come si chiama lei? Valerio, ma il grande personaggio lui, c'è proprio il vero look da tartufaro. Ecco qua. Grazie a voi.